Assessore, un'ultima domanda sulla finanziaria dell'Ars. Era 25 anni che non si ricorreva all'esercizio provvisorio, è stato un traguardo importante, no? Un passo avanti che serve a dare certezza alle imprese, ai cittadini, ai siciliani, di una spesa certa, liquida, esigibile, che decorrerà dal giorno in cui la pubblicazione della legge. Un passo avanti, vorrei dire quasi storico che ha compiuto questo governo, proprio nell'intendimento di dare certezza ai siciliani e sapere quante sono le somme realmente assegnate alla spesa. Negli anni precedenti spesso si è trattato anche di somme virtuali che sono diventate reali dopo 7-8 mesi e quindi con una grave crisi di liquidità. Questa operazione di natura politica, tecnica e finanziaria credo che servirà alle imprese molto più di quanto si possa pensare. Sugli inceneritori che tempi tecnici abbiamo? Non sono inceneritori, sono termovalorizzatori. Si può parlare di termovalorizzatori non appena abbiamo approvato il piano dei rifiuti. Abbiamo già fatto un primo passo importante, il rapporto preliminare, che ha avuto delle osservazioni, come è normale che sia, da parte del CTS. Stiamo già lavorando per la redazione del piano. I tempi tecnici sono abbastanza segmentati dal dispositivo legislativo e quindi noi stiamo facendo la nostra parte realizzando, adottando lo strumento. Subito dopo ci saranno i tempi da dover rispettare per essere poi portato all'esame del CTS. Finito questo si può parlare di realizzare i termovalorizzatori.